Quarto giorno di sciopero, giovedì 19 gennaio 2012, ancora presenti noi qui in mezzo ai manifestanti al mercato ortofrutticolo all'ingrosso di Pachino. Una giornata un po' più calma rispetto a ieri, vero Ada? Mi trovo sempre con Ada. Sì, salve a tutti, è una giornata rispetto a ieri molto più calma, ma le persone comunque continuano a scioperare. Più calma perché proprio ieri abbiamo raggiunto il clou delle presenze con il corteo che è arrivato fino in piazza Vittorio Emanuele. Comunque ci sono alcuni aggiornamenti riguardo la giornata di oggi. Si diceva che domani mattina, venerdì, ultimo giorno dal punto di vista formale, ecco, della manifestazione, alle 8:30 dovrebbe esserci un corteo, tra cui anche parteciperebbero gli studenti delle scuole di Pachino. Notizia mezza smentita perché si pensava invece ad un corteo dove partire i manifestanti alla volta di Catania. Poco fa abbiamo sentito il direttore del Consorzio di tutela IGP Pomodoro di Pachino, Salvatore Chiaramida, che ci ha aggiornato riguardo la situazione della riunione di stamani a Palermo con il presidente Lombardo e gli esponenti delle 9 province siciliane. Adesso coloro che ci rappresentano, tra cui anche il presidente del Consorzio Sebastiano Fortunato, che è partito a Palermo, si stanno dirigendo verso Catania, dove ci sarà un'altra riunione in serata. Questa sera naturalmente avremo ulteriori aggiornamenti, potrete seguirlo nel nostro profilo di Facebook, nel nostro sito. Adesso vi lasciamo alle immagini di questo quarto giorno di protesta, come sta andando la partecipazione sia diurna che notturna di tutti i produttori che sono intervenuti qui ancora una volta a Pachino per difendere i propri diritti. Quarto giorno di protesta, come sta andando la situazione, soprattutto la partecipazione del popolo pachinese qui, sempre al solito posto, al mercato all'ingrosso di Pachino? Sì, siamo sempre riuniti come il primo giorno, diciamo. Praticamente oggi di meno perché anche la gente è più stanca, perché siamo stati la notte qua fermi, giustamente qualcuno si deve un po' riposare. Però noi diciamo non ci fermiamo, siamo sempre andare avanti, anche se domani non si risolve niente. Andiamo avanti sabato, domenica e più avanti, perché se ci fermiamo in questo momento rimaniamo tutti finiti. Vediamo come va. Ora c'è stata una riunione a Palermo, speriamo che riusciamo a ottenere anche qualcosa. Quando se otteniamo che ci dicono di spostare, di finire tutto e tornare come si lavorava sempre, non si ottiene niente e ritorniamo a lavorare tutti e essere come prima. Lavorare per... No, è per me uguale, lavorare per niente, tanto già siamo falliti tutti. Praticamente ancora abbiamo io rappresento la categoria degli autotrasporti, qua ho altri colleghi. Praticamente abbiamo colleghi che sono partiti sabato sera per togliere la merce a fare i mercati lunedì e martedì e sono fermi in Calabria. 5 giorni fermi lì, quello è peggio dello sciopero di qua in Sicilia. Almeno noi siamo qua fermi e siamo a casa, o meno male uno si dà il cambio, ma loro lì una settimana a stare fermo non è giusto. Ma qui sul posto, nella zona, ci sono delle presenze anche notturne? Sì, no, noi abbiamo fatto anche le presenze notturne, anche se siamo arrivati alla fine la sera non ce le facciamo neanche a stare diciamo all'impiede perché col freddo uno magari passa un po' di tempo a parlare, a chiacchierare. Va a scherzare un poco, però giustamente uno poi arriva che è stanco e come confusione diminuisce, è normale. Però cerchiamo di resistere, è inutile che ce ne andiamo, noi rappresentiamo l'autotrasportatore, collaboriamo con i produttori e speriamo che va a finire bene e non si farà tanto casino e succeda qualcosa di grave. Perché se non riusciamo niente a ottenere succederà qualcosa di male. Noi siamo disposti, l'autotrasportatore, produttore, commercianti, dobbiamo essere uniti, andare mi fa parlare. Andiamo lì a portare la carogna sono tutti. Non è il problema del gasolio, è inutile che ci inguaiamo fra noi, ci deve aiutare lo Stato. Lo Stato ci deve aiutare perché i siciliani siamo finiti. I produttori, i commercianti, i trasportatori, i colleghi come me, loro lo sanno, i padroncini. Specialmente noi che siamo padroncini siamo finiti, l'autista anche perché l'autista deve correre con i prezzi medi per farci i lavori, questi noi che abbiamo i camion.
noi siamo disposti a prendere i camion e andare fino a Roma. Come sta andando il quarto giorno di protesta qui? Sta andando molto bene, c'è tanta gente. La partecipazione rispetto agli altri giorni, non considerando ieri naturalmente il giorno del corteo. Ma è di meno oggi, però certo la gente deve andare pure in campagna ad aprire le serre e cose. E ascoltiamo adesso le parole di Mariano Ferro, rappresentante del Movimento dei Forconi, che ci ha rilasciato una intervista telefonica, vero Ada? A lei personalmente, quindi do subito la parola a te. Mariano Ferro è il leader del Movimento dei Forconi. A me personalmente in una telefonata ha rilasciato un'intervista, in quanto sia sui siti web che su altri notiziari gira la notizia che nel Movimento dei Forconi i leader appartengono a dei partiti politici, alcuni li accostano alla Forza Nuova, alcuni a MPA, chi più ne ha più ne metta. Io personalmente ho telefonato a Mariano Ferro e gentilmente mi ha rilasciato un'intervista alle ore 21 del 17 gennaio. Ho chiesto a Mariano Ferro come mai ci fossero queste notizie che appartenessero a dei partiti politici. Mariano Ferro ha precisato che lui non appartiene a nessun partito politico, così anche i suoi collaboratori. Però Mariano Ferro ha detto che 10 anni fa ha avuto una piccola esperienza politica. E per questo lo vogliono infamare. Le parole autentiche di Mariano Ferro sono che lui è uscito dalla politica 10 anni fa dopo la sua piccola esperienza politica e dice che ne è uscito letteralmente schifato e che il Movimento dei Forconi è apartitico, è apolitico e antimafia. Bene, per concludere questo servizio odierno relativo al quarto giorno di sciopero, adesso con le nostre telecamere andremo ad inquadrare un po' la situazione nei rifornimenti di benzina, perché ricordiamo oggi la città Carada si è svegliata veramente con un unico obiettivo, quello di andare a rifornirsi sia di benzina per i propri veicoli, perché ormai sono vuoti le taniche delle autovetture, e sia di viveri, proprio a supermercati veramente stracolmi di gente, tanto che non sono mancati anche i litigi fra la gente per un parcheggio, perché delle code, file lunghissime per raggiungere tutti un unico obiettivo. Poi i panifici sono rimasti alcuni anche senza farina. Comunque è una situazione che noi personalmente, o almeno io personalmente, per l'età che ho, non ho mai assistito a questo tipo di situazione che si è venuta a creare in questi giorni. Bene, adesso vi lasciamo alle immagini che il nostro cameraman, che ringrazio ancora una volta, Carmelo Morana, riprende per questo quarto giorno consecutivo. E ricordatevi che Pachinus Web trasmette queste immagini solo per far conoscere quello che sta succedendo nelle nostre parti. Un saluto a tutti voi da Pachinus Web, dove trasmettervi la città è il nostro hobby.